Nella sala consigliare del Comune de Puddaleny le sta presentata il libro su Johannes de Ulpì. A quel tempo la località costa la Ghia Minimo e il paese si chiamava Ulpì, no che è nascito e cresciuto Johann al Pitur. Ma il chi questo Johann, almeno per quel che si può dire dopo 7 secoli. Johannes de Volpi era un pittore che probabilmente la laurea per la fine del 300. Il lavoro un po' particolare di questo pittore è che di solito fino al 460 si sa mai il nome di pittore, perché il Geremia ha l'abitudine di fare la firma. E invece col pittore Calopa, lui firma mia, però al gen ande Argus Cric, giudice Fioi l'ha fatto il testimone per un agnatto del Nuder. E allora diamo appunto il nome di questo pittore che probabilmente era un pittore abbastanza famoso nella zona di Ulpì e di Luar, perché era socio tanto del prei di Luar a questo figlio del pittore. E perché è importante quel pittore Calò? Perché la laurea mia non della zona di Volpino, la laurea a Branico, a Cambianica, e la laurea però pando a 3 posti, perché nella mia tesi mi ho che la di laurea nella Chiesa di Pezzo a Pessa, a Pundelogn, nella Chiesa di Selar a San Desiderio, e poi dopo però c'è proprio un sacco di 3 opere nella zona del Trentì, della Val di Non, e poi nella zona del Veronese, Rea, Somma Campagna. E l'aur particolare è che l'era un pittur che l'era mia liga in una zona sola, ma che appunto la gira un po' d'impartut. Sono mie sicure del suo nome, però questo documento che parla di questo Johannes de Volpino mi fa pensare che poteva essere lui. E le sue opere erano abbastanza famose, abbastanza apprezzate, perché l'ha fatto un bel po' di laura, la finì probabilmente la sua carriera a Monticciar, della Pieve di San Pancrazio. Ascolta la presentazione di Giancarlo Maculotti, che poi lui ha una partecipazione alla scrittura del libro, un po' da zet la guia, e poi a zet con un certo profilo culturale, che ha ascoltato con interesse sia la presentazione che il resoconto dei relatori, che ha spiegato tutti i lavori che l'ha fatto al Giovan de Ulpì, che l'ha spendito la sua vita a Frescacese della Alcamonaga, del Trentì, della Bergamasca e del Veronese, e che che l'ha lavorato per la Cesar si faccia man latì Johannes. Ma chi ha collaborato alla scrittura del libro? A questo libro ha collaborato esperti, studiosi di arte, di formazione o che insegna anche all'Università di Brescia, di Trento, di Verona, e esperti d'arte e di storia di Brescia, Bergen, Trento, Verona. Mario Berruti, che ha portato le testimonianze recenti della proprietà, Roberta Bonomelli, che ha fatto giù dei saggi principali, che è la vera scopitrice del maestro De Volpino, Gabriele Foresti, che ha scritto la parte riguardante che la riguarda Tavernola, Cambianica, provincia di Bergen, Giancarlo Marculotti, che è il sindaco di Cerveno, che ha coordinato il convegno e curato insieme a me tutto il libro. Alessandra Mazzucchelli, che fa la parte che la riguarda Branic. Lucia Morandini, architetto che ha seguito i restauri e anche descritto i restauri recenti della Chiesa de Pes. Fausta Piccoli, che la insegna all'Università di Verona, che ha analizzato tutte le novità e la presenza del maestro Volpino del Veronese, paragonandolo anche con i maestri del Tresent che è del Veronese. Alberto Zaina, che sono archivista, che fa la parte introduttiva sull'arte nel bacino dell'olio. Virtus Zallot, che è architetto, che insegna all'Accademia Santa Giulia, che fa la parte che la riguarda l'architettura e l'iconografia come l'è disposto delle chiese medievali, partendo dalla chiesa di Santa Polonia Pes. E infine Nicola Zanotti, che fa una tesi del Trentino, Università di Trento, su tutto quel che ha pitturato è il maestro Volpino a Trento, e bacino di Cles, in questa zona, anche che paragonandolo ai maestri del Tresende, che è il periodo.
Dopo un primo intervento della professoressa Roberta Bonomelli, che per la tesi di laurea ha fatto le ricerche a Johannes, lascia la parola a Alberto Zaina, che ha spiegato le tecniche della pittura di Johannes, tutte elencate nel libro. Johannes, il primo pittore dell'Alcamonica l'Ardisè, un secolo prima del Parotto e di Pietro da Cemmo. Ma quel che è del libro? Il libro Johannes de Volpino, Joan de Volpi, presenta appena tutte le pitture che ha fatto in Val Camonica, del Trentino e del Veronese. Parla in una lingua pittorica un po' sgresa dei omissè, ma però che rende fes i sentimenti della gente, le diusiu, le liturgie, i santi, le scene di Cristo. Ma è importante anche perché questo pitture è un po' quel che ha cominciato la storia dell'arte della Val Camonica e difatti in questo libro, oltre a descrivere, a analizzare, a le foto di tutti i posti della Val Camonica, dell'Ardisè, dove il ha pitturato, e anche tante immagini del Trentino e del Veronese, cosa che è mai stata fatta prima, e che è anche una proposta, come diciamo voi, di considerare il primo pittore che ha cominciato la storia dell'arte della Val Camonica, perché ha diffuso, ha mandato in giro queste immagini e il precetto, da Cemmo, il Parotto, il Romanino e che grandi pitture artisti come quelli che ha fatto in tagli lì come i Ramus della Val Camonica e sul Lac d'Isè. Quindi è il primo pittore che comincia una tradizione che poi la va avanti nei secoli e si parla anche di pittura della Val Camonica, pittura bresana, anche in relazione a quel che succedeva nell'Alta Italia. Quindi è un pittore che è in provincia, parla in dialetto, ma che le bu de muovere le acque e di creare quel sistema di relazioni, di pitture che è importante per capire le deosiu e il modo di tradurre nell'arte con immagini di fede soprattutto. Sul libro che tutti gli affreschi della Val Camonica e tanti del Trentino e del Veronese. E poi anche un catalogo di tutto quel che ha fatto questo pitture dell'Alta Italia, no? Quindi, e poi anche delle immagini e più di 100 fotografie sull'architettura medievale in Val Camonica, su riferimenti dei pitture principali che ha pitturate in Val Camonica e anche grandi nomi. Tra l'altro che è un accenno anche al Parotto, che era un pittore molto elegante, che il guia lasciato politico della pieve di San Siro a Cemmo del 1454, che era stata portata dagli Stati Uniti e che adesso è tornata a Brescia perché l'ha comprata in Brescia della Fondazione Credito Agrario. Quindi è un pittore che precede questi grandi maestri che si fa riconoscere come comuni e come Brescia. Ne è poi intervenuto il dottor Mario Berruti, che ha spiegato alcune caratteristiche della chiesa di Santa Polonia e che il tegnerà delle relazioni con le chiese della zona nei prossimi anni.